Siamo a Vicenza all'interno di Asita, questa conferenza scientifica nazionale dove la Regione del Veneto, la vicepresidenza e assessorato al territorio ha anche uno spazio dedicato ai dati del territorio. Però abbiamo anche ospiti alcuni progetti di cui uno in particolare, Nereus. Silvano De Zorzi è il referente per la Regione del Veneto proprio di questo progetto. Chiediamo a lui che cos'è il progetto Nereus. Nereus in pratica è un'associazione, è un network di circa 27 regioni europee, 39 centri di ricerca, aziende, università che si occupano di spazio, di spazio nel senso proprio dal lancio dei satelliti alla costruzione dei satelliti, all'uso invece di questi dati satellitari, come in particolare fa il Veneto usando i dati dei satelliti ottici e dei satelliti SAR, quelli radar. Ecco, quindi un dettaglio ulteriore su che cosa fa la Regione del Veneto in proposito proprio all'interno di questa rete. La Regione del Veneto in particolare partecipa ai gruppi di lavoro, ci sono dei gruppi di lavoro tra cui quello che noi partecipiamo e che siamo anche coordinatori di un sottogruppo di lavoro, è quello sull'osservazione della Terra e del progetto GMES. Il progetto GMES è un programma europeo sul monitoraggio ambientale e sull'osservazione della Terra. Noi in particolare coordiniamo il sottogruppo sulle land application, cioè sulle applicazioni terrestri, sulle applicazioni come la creazione di carte uso del suolo e così via. Lei prima mi citava anche esempi di aziende che fanno parte di questa rete e con quali prodotti siamo presenti? Allora, ci sono aziende che nel Veneto che si occupano di satelliti dal punto di vista della creazione delle lenti, per le lenti ottiche per i satelliti, oppure ci sono aziende che si occupano del flusso dati, queste però non ne sappiamo molto in quanto è tutta un'area top secret, cioè coperta da moltissimo da copyright, non traspaiono molte informazioni su questo, e proprio sono delle aziende venete che sono leader in questo settore. Ci sono finanziamenti europei ovviamente per questi progetti. Che cosa ci chiede in particolare l'Europa per essere presenti, per partecipare? In pratica l'Europa, sì, ci sono finanziamenti e noi cerchiamo con questo Nereus, con questa associazione e network, cerchiamo di far sì che i finanziamenti per i progetti europei siano calibrati a livello regionale e non a livello nazionale. L'Europa ci chiede adesso, con la nuova strategia 2020, ci chiede di essere delle eccellenze, ci chiede non più di dare finanziamenti a pioggia, ma ci chiede che solamente chi sarà eccellenza avrà i finanziamenti. L'ultima domanda: cosa possiamo dire quindi alle aziende venete che sono interessate a conoscere di più e a partecipare a queste iniziative? Le aziende venete senz'altro devono sicuramente cercare di partecipare a questo network che è aperto appunto alle aziende, che vuol far sì che cresca economia, che cerchino quindi di essere su questi tavoli europei, perché è su questi tavoli europei che da un punto di vista arriveranno finanziamenti, da un altro punto di vista saranno in collegamento con altre aziende europee che faranno network. Per questo abbiamo prodotto un volume assieme all'Agenzia Spaziale Europea che identifica 67 applicazioni operative sull'uso di GMES. Grazie.